Buongiorno Panna. Panna. Buongiorno. 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 Adesso vomiterò in giro perché ha mangiato tanto. Buongiorno Pippi. Buongiorno. Buongiorno Pippo. Come faccio a prenderti? Ho la crema sulle mani, non si lascerebbe toccare in ogni caso, vero Panna? E avete visto che bello il cielo? Non è tanto colorato, ma c'è un po' di rosso, un po' di colore, è una figata. Comunque, fa freddo, fa freschetto. Me ne vado. Era solo un breve saluto così, tanto per... Cioè no, guardate da qui com'è il cielo. Bellissimo. Guardate il pelmo. Wow. Buongiorno. Dall'altro giorno non mi sono più fatta sentire. Allora, ho un po' d'ansia coronavirus, nel senso che qui in Veneto è morto l'anziano, uno dei due anziani, pericoloso soprattutto per gli anziani già malati. E questo l'abbiamo capito. Detto questo, bevo un sorso d'acqua, pulisco la sabbia e poi vado via di casa. E lo so che è buio, ma è perché è buio. Ecco, c'è un po' più luce. Guardate che ciuffo. Ma non li ho pettinati, li ho solo tirati su. Sono tutti rovinati qua sulle punte perché io li ho pettinati ieri sera prima di andare a letto, però evidentemente stanotte mi sono mossa parecchio con la testa, non lo so. Sono tutti crespi. Cioè, vabbè. Comunque, sì, ho un po' d'ansia con questo virus. Come credo un po' tutti, alla fine. Non c'è da scherzarci, ecco. Non è allarmismo, è verità, è realtà. C'è, punto. Pulisco la cacatoia dei gatti e noi ci raggiorniamo dopo pranzo. I gatti si stanno pulendo. Anzi, aspettate, ho messo ad andare anche la lavatrice. Devo cambiare l'asciugamano che è lì, che è a asciugare. Sì, ci sentiamo più tardi. Il relax. Lui sta qua così, così. Ecco, il relax. Sì, col sole. L'ultimo sole. Ciao Silvano! Perché sta per tramontare. Oggi non c'è neve. Mi chiedete ogni tanto, ma non c'è neve? No. Ecco, questa è la situazione. Neve non ce n'è, guardate, Alfa. E ci sono i fiorellini che crescono. Quindi ho un po' di naso tappato perché stare al sole mi si blocca tutto ogni volta che sto al sole in questa stagione. Ma mi avete detto i mesi con la R sono pericolosi nel senso che il sole fa male. La sapevo anch'io questa cosa, ma non me la ricordavo e me l'avete ricordata voi su Instagram perché vi ho detto che avevo un po' di mal di testa l'altro giorno che ero stata al sole, e almeno ho la faccia un po' abbronzata adesso perché cioè davvero in inverno sembro un cadavere da quanto bianca divento. Invece ho la faccia bella colorata già e non vado a far camminate, quindi con la neve magari riflette, no, sto qui semplicemente al sole e Wally si è spostato. Niente, sono qui, tra un po' quando tramonterà questo bel calduccio me ne andrò a fare la merendina e oggi è sabato, anche oggi. Beh, ci siamo sentiti questa mattina, sì. Parlando di coronavirus di nuovo, mi direte, cioè, penserete che io sia fissata. No, in realtà, ma perché è una cosa reale, cioè esiste e sì, la letalità è molto bassa, però il pensiero c'è, ecco. E niente, domani io vorrei andare via, ma non so se fidarmi e andare in posti affollati. Non so se... penso non sia il caso, ecco, in questo momento. E quindi forse andremo a camminare, ma non so, perché Franz è parecchio stanco. E boh.
Guardate Vodo, oggi è domenica, Vodo di Cadore. Noi abbiamo fatto un giro tutto là sotto e questo è il cielo di oggi. Io sono stravestita, ma in realtà sto morendo di caldo. Non vi ho detto, ma oggi è domenica 23 febbraio. Qui vi ho detto è domenica, però vi specifico anche il giorno. Qui siamo a Vodo. Sì, siamo un po' più avanti di dove eravamo prima, chiaramente. Sto iniziando a sudare con questa sciarpa. Però non sapevo, perché prima c'era vento e invece adesso non c'è quasi più neanche aria. E quindi si sta bene. Oh, allora qui siamo con i raggi del sole. Guardate lassù, è tutto buio. No, ma c'è una differenza. Aspetta, giro l'inquadratura così forse si nota di più. Guardate, luce qua e lassù buio. Che differenza! Guardate che tempaccio che c'è dentro Cortina è brutto. E qui invece abbiamo questa situation. Sole che tra un po' tramonterà. Ecco, qualcuno che mi aspetta. E via, tornati a casa, Peppe e Pippo insieme fanno la cucetta, bravi! Oggi li ho pettinati tutti, infatti hanno pelo che viene via ancora. Giro? E Pannina. Oh, buongiorno, quanta nanna! Madonna! Oh, allora, tappacasolio, chiaramente dove si ferma la macchina ad aspettare? Dietro di noi, no dall'altra, dietro di noi. Ciao, lunedì 24 febbraio. Sto pensando, io farei da mangiare, no? No? O sì? Non so che cosa fare la pasta. Non so con cosa fare la pasta. Con un po' di pomodoro. Non lo so. Allora, oggi pomeriggio andrò dal dentista. E poi non avrò molto tempo, ma insomma cercherò di andare da qualche parte a fare spesa. Solo che c'è appunto sta cosa del coronavirus, che i negozi anche a Belluno credo che non siano proprio pienissimi. C'è un po' si è creato panico praticamente. Quello che non doveva succedere è successo. E ho visto negozi vuoti, ma fuori di testa, cioè... Va bene avere paura, l'ansia per questo nuovo virus, però da lì a comportarsi come fosse un'apocalisse ce ne vuole. È una reazione un po' troppo esagerata ha avuto la gente, però si sapeva che sarebbe andata a finire così. E comunque qui ci sono stati altri 2 casi, ma voi vedrete i video tutti in ritardo, per cui ora che vedrete il video ce ne saranno stati chissà quanti altri. Però insomma qui in Veneto altri 2, quindi siamo a 27. Boh, non so, qui hanno chiuso ad esempio le chiese, la messa la trasmetteranno online o via radio, ecco, una cosa del genere. A me non mi interessa della messa, ma insomma i negozi sono ancora aperti. E purtroppo però in questi giorni c'è veramente stato un afflusso di turisti esagerato e quindi boh, sicuramente qualcosa sarà arrivato anche qua. Vedremo. Perché secondo me, siccome tanti hanno avuto l'influenza in questo periodo, ma tanti con febbre molto molto alta, non è che queste persone possano aver avuto il coronavirus e che possa appunto essere passato così da solo. Potrebbe essere, no? Perché dicono che sia come un'influenza, quindi alla fine potrebbe essere. Tutte queste persone che si sono malate con febbre tanto alta potrebbero aver avuto il coronavirus a sto punto, Niente da escludere, niente. Quindi, boh, stiamo a vedere, dai, se uscirà qualcosa di buono da questa situazione. Comunque adesso sto aspettando che l'acqua faccia le bollicine e poi farò da mangiare. Bollirà prima o poi. Vabbè,
Non ho tanto tempo, ho un'oretta e mezza circa. Beh, la pasta riuscirò a farla in un'ora e mezza, no? Ciao! Ma cosa fai? Cosa fai? Ehi, Momozzo. Ehi, Momozzo! Pepe. Ah! Situazione Eurospin. Sì, ma sembra l'apocalisse. Escono con carrelli colmi di roba, ma nessuno ha detto che c'è carenza di cibo, Cristo. No, ma è una roba allucinante. Io sono rimasta male, sconvolta. Cioè, il parcheggio qui dell'Eurospin non è mai stato così pieno, ma mai. E quello del Lidl ancora meno. Sconvolta. Cioè, io ho preso qualcosina giusto per le robe che mi mancavano, chiaramente. Non è che vado a prendere robe inutili. Cioè, ma anche la verdura finita. Ma cosa prendi la verdura che tanto poi va male se non la mangi subito? Boh, cose strane. Guardate quanta roba che c'è in questo Lidl. E non c'è più frutta. Cioè, c'è pochissima roba. Le patate sono finite. Non esistono più le patate. Guardate, non c'è più niente. Assurdo. Siamo in guerra. Sì, lo zucchero alla via. Non c'è più niente. Caramelle, ecco, ci sono le caramelle. No, adesso io devo prendere qualcosina qua. Vediamo cosa c'è di vegan. Una foto? Vabbè, questi sono sempre quasi vuoti. Cena Old Wild West. Fanculo coronavirus. La nonna con la salsa.